Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Parliamo di vela. Tutto pronto per il trofeo Marco Rizzotti e proprio per parlarne abbiamo in collegamento il general manager Luigi Nonino che salutiamo. Allora, salve, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti e grazie appunto dell'invito che ho accettato molto volentieri. Allora, dicevamo, è scattato il conto alla rovescia per il trofeo Marco Rizzotti che si terrà dal 6 al 9 giugno fuori dalla bocca di porto del Lido di Venezia. Innanzitutto, questa edizione, la 36esima, che cosa proporrà di nuovo rispetto alle edizioni precedenti? Sicuramente nell'organizzazione abbiamo dato una svolta all'immagine del trofeo per forte volontà e spinta di due circoli organizzatori che ricordo essere la Compagnia della Vela insieme al Diporto Velico Veneziano. È stato proprio la volontà di avere un nuovo logo, una nuova immagine del trofeo e quindi è stato presentato proprio ieri durante la conferenza stampa diciamo, del kick-off del trofeo, questo nuovo logo e anche successivamente anche il sito che è stato rilasciato nei giorni scorsi coerentemente con la nuova immagine. Inoltre abbiamo una presenza maggiore nei social media, quindi Instagram e Facebook, e da un punto di vista tecnico la novità è quella dell'utilizzo di boe robotiche geolocalizzate, che è la prima volta che vengono utilizzate per manifestazioni veliche nella nostra zona e probabilmente anche nel lato Adriatico. Quindi non necessitano l'ancoraggio, sono automaticamente posizionate e anche vengono velocemente modificate in base alle necessità della direzione del vento. Cosa molto innovativa e sicuramente anche efficiente nell'utilizzo anche di mezzi, quindi abbiamo bisogno di risorse per organizzare la regata. Il trofeo, lo ricordiamo, porta alla nominazione di Marco Rizzotti. Chi era dunque Marco Rizzotti e come mai il trofeo è stato nominato, intitolato proprio a lui? Vogliamo ricordarlo? Allora, Marco Rizzotti è stato un velista veneziano, socio del Diporto Velico Veneziano, quindi uno dei club principali della città, ed è stato un grande appunto navigatore e velista, ma soprattutto un grande diciamo maestro di vela è legato molto alla gioventù e alla crescita della vela nel territorio. È stato poi anche membro del consiglio direttivo non solo del Diporto Velico ma anche della zona, quindi ha anche svolto un ruolo anche diciamo istituzionale nella federazione, nella parte diciamo zonale della federazione. È molto ricordato, tra altre cose appunto è dall'86 che appunto il trofeo è stato intitolato a lui, per anche forte diciamo pressione anche e comunque anche coinvolgimento della famiglia. Il figlio ancora appunto è molto partecipe per Bruno Rizzotti, giudice internazionale anche di vela, quindi la famiglia tutta era molto legata al mondo della vela, non solo nazionale e locale, ma anche internazionale. Lei diceva dunque una persona, Marco Rizzotti, un maestro legato molto alla gioventù e non dimentichiamoci infatti che questa regata tra le più prestigiose al mondo è riservata ai giovani dai 10 ai 15 anni, ragazzi dunque veramente giovanissimi. Sono 18 le squadre che parteciperanno. Oltre a questi dati che ho appena elencato, quali saranno gli altri numeri di spicco relativi alla 36esima edizione? Sì, allora il trofeo Marco Rizzotti è un trofeo challenge di team racing, quindi sono squadre che si sfidano con 4 imbarcazioni ciascuna,
e quindi diciamo, un'eccellenza della vela agonistica ed è uno dei più importanti al mondo di questa categoria. Si sfidano ragazzini appunto in Optimist, quindi dagli 8 ai 15 anni, e ad invito proprio gli inviti vengono fatti ogni anno dal comitato organizzatore, e questo ci permette di mantenere un livello molto elevato, un livello tecnico molto elevato, e quindi noi invitiamo i campioni da tutto il mondo. Non è appunto assolutamente nuovo il fatto che dal trofeo Rizzotti nascano i futuri campioni anche mondiali di questa categoria. È successo già in passato. E quindi il livello tecnico di quest'anno è mantenuto elevato. Le 18 squadre che lei accennava sono formate da 3 team italiani. Allora ricordo che la formazione delle squadre può essere o una squadra nazionale, e quindi arriva la nazionale di quel paese, oppure, o in aggiunta anche, per lo stesso paese ci possono essere anche dei club che partecipano con i loro atleti. Quest'anno allora avremo 3 team italiani che arrivano dal Lago di Garda, da Bardolino, da Trieste, dalla società Sport del Mare di Trieste, e dalla 12ª zona Veneto, che diciamo per tradizione è comunque sempre invitata di diritto, perché insomma la squadra locale. Dopodiché dall'Europa arrivano 6 nazioni, tra cui la nazionale francese, la nazionale slovena e la nazionale croata, e anche la nazionale svedese, e 2 club invece, il Yacht Club Monaco e il Club Nautique Cambril, che è spagnolo. Quindi questo è per l'Europa. Al di fuori dell'Europa abbiamo 2 team turchi, uno è la nazionale turca e una invece è la Fenerbahce Yacht Club di Istanbul, e dopodiché abbiamo la nazionale thailandese, abbiamo la nazionale del Porto Rico, e dopo abbiamo anche la nazionale svizzera e quella della Gran Bretagna. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, abbiamo 3 squadre, tra cui quella già nominata del Team EPI, appunto dell'allenatore Fernando Allegre, che è un misto, cioè non è una nazionale, però non è neanche un club. È questo team creato da questo appunto personaggio, che è appunto chiamato lui stesso EPI, quindi Fernando EPI Allegre, che ha creato questo team da qualche anno, prendendo atleti di prestigio da tutta la parte del continente americano, e quest'anno porterà dei ragazzi che saranno misti tra la costa est, quindi lato Florida, e dalla costa ovest da San Francisco, quindi ci sarà un mix di coast presenti, e dopo altri 2 team di Miami, nella zona comunque della Florida, uno il Coral Reef e l'altro invece il Key Biscayne, sempre di Miami. Questo diciamo da un punto di vista tecnico la composizione delle squadre. Chiarissimo. E dunque, per averci parlato del trofeo Marco Rizzotti, ringraziamo di cuore il general manager della manifestazione, Luigi Nonino, per essere stato con noi, e al quale auguriamo buon vento. Grazie a tutti e buon vento anche a chi naviga. Arrivederci.